Un tempo a Zotier esistevano 3 chiese: l'antica chiesa di San Giorgio, che venne distrutta, la chiesa di San Giacomo, alienata e adibita nel tempo a vari usi, e la chiesa di San Tommaso. Se non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. Accompagnati dalle parole di San Tommaso, rivolgiamo lo sguardo all'altare maggiore e alla pala di seicentesca risoluzione artistica. La resurrezione di Cristo, il mistero della fede, mette a nudo la fragilità umana, rappresentata da San Tommaso Apostolo, che dopo aver toccato le ferite dei chiodi e del costato di Cristo dirà: «Mio Signore, mio Dio». Cristo è posto in centro su un piedistallo in marmo scolpito che lui innalza vittorioso sulla morte. Sant'Antonio Abate sembra quasi ritirarsi dalla scena per permettere il dialogo tra Gesù e San Tommaso. Il Santo Apostolo tocca il costato di Cristo, che osserva accondiscendente, portando il vessillo della vittoria sulla morte. Una chiesa senza campanile e un campanile senza chiesa, 2 elementi di 2 epoche diverse. Il campanile, più recente, si erge a vedetta, in posizione isolata, giallo, su un colle di fronte alla chiesa di San Martino, fiero di indicare il primitivo sito della chiesa precedente. Sicuramente questo edificio sacro, posto tra declivi e prati, segnato da un muretto circostante lungo le antiche direttrici stradali, ha visto il passaggio di numerosi pellegrini e viandanti che avranno rivolto la loro fiduciosa preghiera gettando uno sguardo devoto verso la facciata d'ingresso, dove domina la figura di San Cristoforo che porta Gesù bambino, certi di rivivere, almeno per quella giornata, la sua protezione contro ogni male e pericolo. All'interno sono chiari i riferimenti alla diocesi di appartenenza e alla Chiesa di Roma. Nel dossale è stata infatti inserita una pala con la Madonna del Rosario in gloria tra San Tiziano Vescovo e San Pietro, che riceve le chiavi del regno dei cieli da parte di Gesù, che sembra quasi scappare vivacemente dalle braccia di Maria. Pietro è colui che ha tradito e rinnegato Cristo. Pietro è colui che si è pentito e convertito. Pietro è il puro di cuore, che può vedere Dio. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. San Tiziano incrocia lo sguardo di Gesù e si pone in umile ascolto, vescovo, pastore, guida nella carità. Venerato da sempre come santo patrono dell'antica diocesi di Ceneda, è anche patrono del comune di Borgo Valbelluna.